C'è il destino nel Paese, nell'insieme dei programmi del Recovery Plan. Sbaglieremmo tutti a pensare che questo imponente progetto di finanziamento sia solo un insieme di numeri, scadenze e obiettivi. Lo ha detto Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera dei Deputati sull'approvazione del Recovery. In questo progetto c'è il ruolo dell'Italia nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore dell'Unione Europea e protagonista del mondo occidentale. Non è una questione di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare. Una stoccata poi arriva alla politica. Nel realizzare progetti, ritardi, inefficienze e miopi visioni di parte peseranno sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei più deboli, figli e nipoti, e forse non ci sarà più tempo per porvi rimedio. Il recovery ha davanti alcuni obiettivi. Il primo è riparare i danni della pandemia, che ci ha colpito più dei nostri vicini europei. Il PIL è caduto dell'8,7% e i giovani e le donne hanno sofferto di più il calo dell'occupazione. Poi Mario Draghi ha elencato i punti salienti del recovery con i 248 miliardi a disposizione dell'Italia. Oltre ai 191 miliardi al piano da 30 miliardi sono stati stanziati entro il 2032 ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Altra missione è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione, all'inclusione sociale e alla coesione territoriale per un totale di 22 miliardi. Confermato il super bonus alla fine del 2022 con un'estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. Previsto l'assegno unico che diventerà lo strumento centrale per il sostegno alle famiglie con figli a sostegno della natalità. I giovani beneficeranno delle misure per le infrastrutture sociali e le case popolari potranno contrarre un mutuo per acquistare una casa. Sarà possibile non pagare un anticipo grazie all'introduzione di una garanzia statale. I giovani saranno tra i principali beneficiari del piano. Gli investimenti e le riforme sulla transizione ecologica creeranno occupazione giovanile. La crescita del Mezzogiorno rappresenta l'altro aspetto trasversale del piano. Se cresce il Sud, cresce anche l'Italia. Più del 50% del totale degli investimenti in infrastrutture rappresenta l'alta velocità ferroviaria e il sistema portuale è diretto esclusivamente al sud. Draghi conclude: sono certo che riusciremo ad attuare questo piano e sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, sulla stupidità e gli interessi costituiti. Questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà, alla responsabilità.